Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 14 dicembre 2021. Coronavirus: sono 541 i nuovi casi rilevati nell'ultima settimana in provincia di Belluno, 56 meno rispetto alla settimana precedente, anche se il tasso di incidenza settimanale a 271 positivi ogni 100.000 abitanti resta per il nostro territorio superiore al dato nazionale di 196 su 100.000. I nuovi contagi, fa sapere l'USL numero 1 Dolomiti, si collocano prevalentemente nella fascia di età 45-64 anni. La stessa azienda sanitaria rileva inoltre come i numeri degli ultimi 7 giorni confermino il trend delle settimane precedenti in merito alle percentuali di contagi tra vaccinati e non vaccinati, con ulteriore evidenza del potere protettivo della vaccinazione non solo sulla casistica grave ma anche sul rischio di infezione. Il rischio non azzerato, evidenzia l'USL, ma sicuramente contenuto. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, al momento sono 1094, 2091 le persone in isolamento quarantena. Sul fronte dei ricoveri sono 37 le persone positive al Covid in cura tra gli ospedali di Belluno e Feltre, 27 sono in area non critica, 7 in ospedale di comunità e 3 in terapia intensiva. I pazienti ricoverati in terapia intensiva, rileva l'USL, non sono vaccinati. Il Veneto intanto si avvia verso il cambio di colore e il passaggio in zona gialla. Siamo nella tipica fase acuta in cui negli ospedali gli ingressi superano le uscite e non c'è sentore di un'inversione di tendenza a breve, ha affermato il presidente della regione Luca Zaia, sottolineando a tal proposito di aspettarsi per venerdì l'annuncio del cambio di zona. E da domani scatta l'obbligo di Super Green Pass per il personale della scuola. I docenti non vaccinati o non guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi non potranno prendere servizio. Secondo alcune stime sarebbero circa 300 i soggetti non in regola nel bellunese. Per la sostituzione alcuni dirigenti scolastici stanno valutando l'ipotesi di arruolare studenti universitari. Cambiamo argomento. Pubblicata la classifica 2021 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, la provincia di Belluno scala a 28 posizioni e si piazza al 18° posto. Un anno fa era al 46°. Tra le criticità rilevate dal quotidiano economico-finanziario, le dinamiche demografiche, la carenza di servizi e la questione sicurezza. Punti a favore il benessere sociale ed economico e il lavoro. Veniamo ora all'incidente che domenica pomeriggio a Cornuda è costato la vita ad Adriano Corona, 34enne di Imer in provincia di Trento, e Deborah Colle, 29enne di Santa Giustina. Dai primi rilievi è emerso che la Skoda Octavia su cui viaggiavano i due procedeva oltre il limite di velocità. Potrebbe essere questo il motivo che ha portato l'auto a sbandare improvvisamente, finendo di traverso nella corsia opposta, dove sopraggiungeva una Nissan Qashqai con a bordo 3 persone rimaste ferite. L'impatto è stato inevitabile. Non è più in pericolo di vita il 43enne di Conegliano, apparso in gravi condizioni subito dopo l'incidente, trasferito al Caffoncello di Treviso dove resta ricoverato. Serie ma meno preoccupanti anche le condizioni degli altri 2 passeggeri del Qashqai, un 27enne e un 45enne. Maltempo, cresce l'allerta per il pericolo valanghe nei prossimi giorni. Fino a giovedì 16 il bollettino ARPAV prevede un rischio al grado 3 marcato. Colpa delle condizioni meteo, con il fenomeno dell'inversione termica e l'aumento delle temperature nelle ore diurne che fanno crescere il rischio slavine. Il forte rialzo termico, spiegano i previsori dell'ARPAV, sta determinando un significativo riscaldamento temporaneo del manto nevoso, specie sui ripidi pendii esposti al sole, dove a partire dalle ore più calde della giornata sono stati osservati alcuni distacchi sia superficiali che di fondo. Dal soccorso alpino arrivano appelli alla prudenza. Informatevi dettagliatamente sulla vostra meta, dotatevi dei dispositivi di autosoccorso, indossate abbigliamento e calzature appropriate, scegliete itinerari alla vostra portata fisica e psicologica, evitate di muovervi da soli, avvertite della vostra meta e dell'orario di rientro. In caso di necessità contattate il 118. L'invito a sci alpinisti, escursionisti e ciaspolatori. Infine lo sport, calcio, giornata di recuperi, quella di domani, in programma nel girone I di prima categoria, Longarone Alpina Valdosport, Cadore Cisonese e il derby bellunese tra Schiara e Alpago. È davvero tutto per questa edizione della Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.